Zio Pietro compie 107 anni ed è il centenario più longevo non solo a Pieve di Soligo ma in tutta la Marca trevigiana. Zio e non nonno, celibe per scelta, non ha mai avuto figli. Mi sento bene, altro che ancora non so camminare, non so più camminare per andare avanti e indietro. Testimone delle 2 guerre mondiali, è stato prigioniero degli inglesi durante la campagna dell'Africa orientale italiana. Ha successivamente lavorato per 2 note realtà industriali nel settore del legno barbisano fino alla pensione. E la guerra che anche qui ho fatto, anche qui, l'ultima ho fatto anche qui in Africa. Nessun erede, ma si è circondato dell'amore dei figli, dei suoi fratelli che tutt'oggi gli stanno vicini. Fa le auguri a tutti gli anziani che abbiano una vita serena e tranquilla come l'ha avuto lui, perché alla fine insomma non ci dà quei grossi problemi, però a un certo punto ci sarà il momento in cui purtroppo succede anche questo, succede che poi si decade un pochino e quindi se c'è qualcuno che dà l'aiuto, specialmente alle giovani generazioni, noi siamo diversi, siamo 3 nipoti che diamo un sostegno, diremo, e quindi lui sicuramente si sente anche più sicuro. Quello della Marca trevigiana ha degli stili di vita ed ambientali tali da permettere di poter vivere a lungo. Ci vediamo il prossimo anno per festeggiare i 108 anni.